Ah, non lo so. Sta arrivando Pietro Alba di San Basilio. Ecco, è partito in questo momento Alessandro Lampes di Senorbì, Stella Ruben. Buona natura, colpita la gramina ma non l'ha piazzata, bella discesa. È pronto? Buona l'andatura, vediamo. Niente da fare anche per mano, buona l'andatura, bella la discesa. A partire sono Andrea Allocci, Lecca Giuseppe, Enrio Alessandro e Matteo Cappari. Andrea Allocci, il cavaliere di San Giovanni su Ergiu, vediamo partito con lo stocco, monta un cavallo di nome Marzio, bella veloce l'andatura, la volta di Giuseppe Leppa che è il numero 5, buona l'andatura.
ottima l'andatura, Alessandro Rui, Luca Barrari, molto cavallo di nome giovane, però vi dicono che Alessandro è originario di Sant'Anna. Bella la difesa, composta, purtroppo niente da fare per Matteo. I prossimi saranno Sanna Federica, cavalla di nome Pamela. Buona l'andatura. Un applauso per Federico. Nella volta adesso di Michel a cavallo di nome Moscar. Partito, prende andatura. Un applauso per questo giovane cavaliere. Giovane cavaliere Vespa che è partito, eccolo in pista, buona l'andatura. Golden Griff è partito Giovanni Porru, buona l'andatura, composta, vediamo il risultato, bravo la centrata, ma non ha preso la ruga. E adesso la volta di Isella Castora, vediamo, ha saltato il suo turno precedentemente, ecco che prende l'andatura. La volta di occhi se la Castora, l'andatura. La volta adesso di Marco Maggia, giovane cavaliere. Adesso la volta di Alessio Bonni, finto, prende velocità, stiamo a vedere. Si prepara a scendere Matteo Marconi di Tortolì, di Sella Chioni, di Tortolì, di Sella Battaglia. Cavaliere proveniente da Tortolì e la seconda Puglia, ecco Paolo Espa e Salvini. Paolo Espa e Salvini ha portato Serena, non l'ha accettato, non ha conseguito l'obiettivo. Paolo Espa era insieme al cavallo della Castagna. Adesso è la volta di partito Giacomo Pisano di San Basilio. Colpita un applauso anche per questo giovane cavaliere Giacomo Pisano insieme alla Forza. Una volta ha un cavallo di nome Flash, è partito Antonio Stecchina di Arzara. Un applauso comunque per questi cavalieri. Colpita sta gara da fuori. Griff. Buona l'andatura. Un grande applauso per la volta adesso di Mario Lodo, di nome elegante, partito. Un applauso anche per questo cavaliere che viene da Arzara e ci onora della sua presenza.
monta una cavalla di nome Veronique, ecco che viene. Un applauso per il giovane cavaliere. Potete notare che ci sono cavalli all'ovino. Su Gai. È sceso, arriva Pietrangelo Boi con la sua mascotte. Pietrangelo Boi che si deve essere la media. In pista partito. La Golden Lift, ecco che è in pista. Un applauso anche per allora e adesso una volta il turno del numero 26 in pista Roberto Lovina, cavaliere di Silvio Donicala in Sella Morgana. In pista Luca Sanna di Silvio Donicala della Luca Sanna di Silvio Donicala. La terza ammazia, ecco Jessica in pista, prende andatura. Composta, veloce, dopo hanno fatto e con uno stile. solo due abbiamo preso a volte. Monta una cavallo di nome Venere. Una cavalla di nome Venere. Alessandro Boi, ecco in pista. Eccolo che è partito. Silenzio, osserviamo la discesa. E la volta adesso Marco Espa, Camillo Burbe. C'è un inserimento, parte Simone Melis. Simone Melis, cavaliere di San Basilio, eccolo che arriva. Di San Basilio. Un attimo, non è stato partire Marco Espa. Un attimo che sia completamente libera la pista, perché Simone Melis ha fatto anche la discesa per il consegnare Saluta che ha inflissi onorevolmente. Può partire Marco, ecco che parte Marco Espa, giovane cavaliere. Marco Vespa. Questa gara. E in pista non è centrata. Pata, le galline rotte. Qui siamo pronti per le prossime discese. Abbiamo ancora 6 discese. C'è Camillo Corteggio di San Basilio in Sella Borottanco. Un attimo che vengono riforniti di spade.
cavalieri. I prossimi a partire abbiamo detto Camillo Cordella Borotalco, Camillo Cordello di San Basilio. Una prima nominazione tenuto di fare. Diamo comunque un applauso a tutti i cavalieri della sua presenza. E in sella un cavallo di nome Luna. Poi prima non c'è stato, applauso a Roger Conti di Monserrato. Velocissimo, via. Preso dai cavalieri, buono livello della manifestazione, bravi cavalieri. Tigri di Sant'Andrea Fields in sella a Tosca, toccata da molto tutto. Allora c'è partito Samuele Magia, Silvio Bengala, insieme a Piricocco. Con i gonca. Dovrebbe essere una volta degli ultimi cavalieri. Eccolo in pista Simone Moreto di Silvio Bengala. Siamo al quinto bersaglio della giornata. Diciamo che c'è una giuria cavaliere. Aspettiamo Marco Spissu di Sirius Dorigala, presidente dell'associazione ippica sempre di Sirius. Targata DD829 HV disturba per l'eventuale passaggio di mezzi di pronto intervento. Dovrebbe essere un non per zaffina o un non per agile. Allora c'è una prossima discesa. Scende un prossimo cavaliere, sappiamo che si chiama Marino. Era Marino là. In pista Pietro Carino. Ottima natura, la terza galera spiccata. Adesso è la volta della terza di Sueri. Ecco che scende Giorgia, prende velocità. L'ultimo cavaliere, vediamo se ci confermano. Ecco la discesa di Ignazio Lecca di San Basilio in sella a Modesta. Un applauso anche per Ignazio.
siamo stati molto fortunati. Adesso, tempo permettendo, aspettiamo anche la possibilità di fare un'altra discesa a tutti quanti, però per spezzare un po' dobbiamo, se possibile, con questo tempo fare un po' di cammino. Sicuramente è domani il fatto che sono tutti presenti nel senso e dobbiamo ma sponsor anche dei paesi vicini e diversi temi della presenza. Allora, i cavalieri si preparano ad un'altra discesa. Volevo approfittare di questi momenti per segnalare la presenza dei cavalieri e delle associazioni della zona che sono presenti in questa manifestazione, dell'associazione ippica di San Basilio e San Giovanni Battista. Dobbiamo dire che questa è la quinta manifestazione in tutto l'anno che viene fatta questa manifestazione, per il sostenere era una cosa molto tradizionale. Dobbiamo anche ricordare l'associazione di San Basilio che oltre a questa prestigiosa manifestazione organizza un giubileo che è molto seguito da tutta la Sardegna, da tutti quelli che fanno il San Basilio, presente sempre nell'ultimo anno alla protezione di Santo Sergio, alla festa di primavera di Maravona. Una carnetta laggiù forse deve portare l'acqua che non serve, però le chiediamo cortesemente di sportarla. Scusate, non posso confiare. No, se la faccio una fotografia. Come viene? Questa cazzo brutta che tengo. Fai se da mia che nero. Aspetta. Sto Giovanni, cazzo dai no. Aspetta, che Nando. Oh Nando. Partito a dietro. Arrivo Pietro! È un giovane cavaliere che si impegna molto e 4 anni fa, ancora giovanissimo, ha vinto la Gincana a Buono Spanariga e ha avuto buone classificazioni anche dentro gara. Tutti capiamo che una discesa è anche una questione a volte di un pizzico di fortuna, però vi saluta per dare l'ordine di partenza a Alessandro Lampis. Dopo Alessandro Lampis c'è Alessandro Cardia, Andrea Locci, Giuseppe Lecca e Alessandro Enrio. Ricordiamo che nella prima discesa sono state prese 5 attività
Daniela Ruben. È partito Manuel Cardia con la battuta, sembra. E all'Oci è già partito. Adesso la volta di Giuseppe Lecca di San Basilio, poi serie 2 Alessandro, originale di Sant'Adriano di Barrari, in sella Giova, Alessandro Emilio ha preso la stella alla discesa precedente. Lecca Giuseppe è pronto alla discesa. Quindi Sant'Adriano, prima discesa, poi la discesa, continuato dalla poi il via, partito. Un applauso comunque che non si riesce a non si vede che c'è la bella. Allora è la volta adesso di Antonio Magia dovrebbe partire, Antonio Magia di San Basilio in sella a Castola. Prendiamo i cavalieri che centrano la stella e partito, Antonio Magia. Thank you.
indossa il costume rosso, ecco il sacripista. Alessio Nomi e Stella Montesi. Ricordiamo Alessio Nomi, viene dal sotto di finisce il partito, ha preso il bersaglio nella prima discesa, bella composta la discesa. Bella la discesa, bella la velocità. E quindi grazie da parte dell'istituzione. Cerchiamo ancora di vedere Leonardo. Ecco in pista Emino Renne, merita sicuramente un applauso come questa la sua prova, bravissimo Nico Leonardo, giovane bravissimo di San Basilio Stella Montesi. Vediamo per il punto pronto la partenza, Paolo Espa di San Basilio insegna a Castaglia. Il partito da velocità Renato Cavallo per il destino della Castaglia. Ho scambiato. Passiamo alla Paviglia. Sicuramente un punto di merito la capacità dell'associazione San Giovanni Battista. È partita Daniela Porro, grande tempo per lei. Per Franco, tra il suo per l'istituto Sentino. Facciamo un applauso a Daniela, che ha quasi superato la sera. Monta è partito, monta elegante. Bella lettura, bella lettura, adesso entriamo già fatto la seconda discesa, dovrebbe essere la volta larga, un applauso sicuramente, bravo, attività sicuramente piacere, vedere giovani, appassionati, ma soprattutto impegnati. Scusami. Con la sua mascotte. La vera Puglia centrata nella manifestazione. Pietangelo Poi, che si nominerà in sella a media. Partito. La cultura, la discesa veramente bella,
purtroppo non ha centrato Faruti. E la volta bellissima l'andatura, Francesca Turro del Sarrasino, Montano Rodriguez è pronto a fare la sua discesa in pista. Eccolo. Tu fai primo, no? Sicuramente danno qualità a questa manifestazione, è sicuramente una ricchezza. Monta una cavalla di nome Marzia, Jessica Lucci. Palla di nome Venere, aspettiamo di vederlo partire. Ecco, è partito in pista. Ecco in pista, è partito. Pronto? Pronto? No, lo dicono dopo, adesso non lo dicono. Marco da cane pazienza, cioè che non ti teme che è uguale. No. Lascia perché se ne sa basta, già. In pista, partito, prende velocità, recupera adesso con il 32 di Marco Esta, ecco che è partito, giovane cavaliere di San Basilio. Vediamo. Buona lettura stupida troppo alto della parte di centrato il bersaglio precedentemente, vediamo ora. Ricordiamo il Sant'Andrea Friulus che ha preso nella precedente discesa. Partito, Simone Maggi, Giulio Generale. La Tosca è partito e lui viene da Sant'Andrea Friulus. Vediamo adesso. È stato sfortunato nella precedente discesa, speriamo questa volta andiamo un po' meglio. Ricordiamo Marco, il presidente Giulio, che di qualche anno ha avviato una buona collaborazione. Aspettiamo l'ordine. Guardate che è ambientata cristiana. Mauro Schiavo che ha saltato il turno precedente. Partito Mauro Schiavo, che è l'ultimo cavaliere che
poi butta il tuono, ok? Online, cavaliere che si è aggiunto alla zona, il calcio. Non è Ignazio Lecca questo che arriva. Marco Lecca, scende adesso Giorgia di Virgilio, i suoi. Insieme a Margot e conquista Giorgia, partita nella velocità. Ma che fa? Giorgia Ce la fai vecchia? Ah? Tornate qua. Cesa, Ignazio Lecca di San Basilio. C'è la Bonetta. Allora, intanto che non ci dovrebbero essere altri cavalieri, arriva un cavaliere Pierpaolo Scusi, hanno cercato il bersaglio, hanno fissato. Cavalieri che discendono, ricordiamo che hanno centrato il bersaglio. Mano Carrera di Sinodi, cercato Bersano alla seconda discesa. Emilio Alessandro di Barrali ha centrato il bersaglio alla prima discesa. Filiberto Isola di San Basilio a Citorno di San Basilio ha centrato il bersaglio alla seconda discesa. Matteo Marchioni di Tortolì alla prima discesa ha centrato il bersaglio. Pierangelo Boi di Silvio Donigala ha centrato il bersaglio alla seconda discesa. Ha centrato ancora il bersaglio Riccardo Cappani e Simone Moreto di Silvio Donigala. Quindi abbiamo complessivamente 9 bersagli centrati alle due discese. Nessun cavaliere centrato il bersaglio ha fissato la barriera nelle due discese. Adesso dovrebbe essere in programma una pariglia. Ascoltiamo un po' di musica nel frattempo che i cavalieri fanno la discesa.
applauso a questo cittadino Zuleika, Pietro Alba, Giorgia Di Virginia, il professor Colombiani, la carrera, la discesa carrera, questo modo di correre a cavallo, un'altra carrera, e per essere Mauricini, credo di Brasile. Sono partiti, anche questa è una carriera. Hello! Roberto Lerina e Camillo Condetti non si incontrano ancora e c'è che parlare. Non sorteggiano le cose delle manovre. Scesa la discesa carrera, ben affiancati, due giovanissimi, sicuramente non il buon tempo poco, dobbiamo dire che anche questa quinta edizione della corsa alla stella è stata sicuramente un grande successo per l'associazione. Un'altra pariglia, solo Ignazio e Pietro, presidente dell'associazione, quinta edizione del saluto, ringraziamento su Riccardo Cappari, una pariglia bellissima. Equilibrio perfetto, grande spettacolo stasera a San Basile. Sicuramente il risultato, tante sappiamo che ci sono tante ore di fatica, di lavoro, di preparazione. Aspettiamo il trio di Siurgus, Luca Sanna, vanno alla partenza. Approfittiamo perché la stazione dei Carabinieri che ci hanno assistito in questa manifestazione, all'associazione La Fenice di Manda che è presente in ambulanza in meglio per essere seguita per la ringraziamo. E dico che ringraziamo ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito per questa manifestazione, un ringraziamento al comune che ha voluto e sostenuto questa manifestazione con quella patrocinata. Un applauso ai cavalieri che stanno passando, hanno dato veramente un grande spettacolo.
sa che al di là del risultato va sempre premiato l'impegno, il coraggio, la tenacia soprattutto di prestarsi e di offrire questo spettacolo. Ci sono, ripeto, giorni, ore, settimane e mesi di preparazione del cavallo e del cavaliere per mezzo minuto di discesa e non sempre la fortuna di assistere. Aspettiamo adesso probabilmente i cavalieri, è meglio che i cavalieri scendano alla partenza, probabilmente visto che c'è ancora un po' di luce, credo che ci vogliano offrire il coinvolgimento dei cavalieri che ricordiamo sono arrivati da Arzana, Tortorì, San Giovanni Suergiu, Monserrato, Pimentel, Senorbì, Sant'Andrea Frius. Allora ecco, il Presidente ci comunica ancora qualche altra discesa. Guizzella dei piedi, bravissimi, cavalli ben portati, ecco un'altra discesa, vediamo se è farina, un'altra discesa. I due di Tortoria insieme a uno di San Basilio, una discesa discese di Pariglie, 4 cavalieri, 3 cavalli, qualche difficoltà nella riuscita. Cavalli, 3 cavalieri, Pietro Ignazio Giorgio in piedi, cavalieri bravissimi. Notevole, bravissimi, stanno riprendendo la tutta con prestissimo. Chiediamo al Presidente dell'associazione aspettiamo che la donna nella pista ci sono ancora cavalieri che
di Dario Cavalieri, ancora una carina. Oh, ragazzo, ma dammi tutti quanti, ma dai! No, dai! Allora, la giuria ha deciso e stiamo procedendo alle premiazioni. Sono stati infilzate 9 Pulgasat per 9 volte, è stato centrato il bersaglio e verranno premiati anche i parigliati. Allora, per quanto riguarda la corsa a Saruga, la giuria, valutando la giuria, allora sentiamo la giuria. Il primo premio per la corsa va allora va ad Alessandro Il Riu di Barrali, che sappiamo tutti che è originario di Sant'Andrea Frius. Oltre a questa prestigiosa manifestazione, organizza un jubileo che è molto seguito da tutta la Sardegna, da tutti i politici di Sant'Andrea. Presente sempre nell'italiano alla protezione di Santo Sergio, alla festa di primavera di Miravera. No, Carletto, laggiù forse deve portare l'acqua che non serve, però le chiediamo cortesemente di sportare.
Credo, ti da faccio la fotografia. Questa la voglio ovviamente, questa cazzo prendere che tengo. Fai se da... Fai se da mia carriera. Mia carriera, vai. Aspetta. Tu Giovanni, cazzo dai no. Aspetta, che Nando! Oh Nando! Partito arbitrato. Aio Pietro! È un giovane cavaliere che si impegna molto e 4 anni fa, ancora giovanissimo, ha vinto la Gincana di Mostarariga e ha avuto buone classificazioni anche da gara. Tutti capiamo che una discesa è anche una questione a volte di un pizzico di fortuna, però vi saluta per dare l'ordine di partenza a Alessandro Lampis. Dopo Alessandro Lampis c'è Alessandro Cardia, Andrea Locci, Giuseppe Lecca e Alessandro Enrio. Ricordiamo che nella prima discesa sono state prese 5 portaggi. È partito Alessandro Lampis di Serbi, in sella a Ruben. È partito Mario Cardia con la mandatura, sembra. E allora c'è già partito. Adesso la volta di Giuseppe Lecca di San Basilio, poi Siria di Alessandro, originale di Sant'Adriano di Barrari, in sella a Gioia, Alessandro Enrio ha preso la discesa precedente. Lecca Giuseppe è pronto alla discesa. Quindi Sant'Adriano, prima discesa, poi discesa, continuato da poi il Rio, partito. Un applauso comunque che in pista partito in sella Golden Grift, ecco che in pista. Un applauso anche il allora e adesso una volta il turno del numero 26 in pista Roberto Lovina,
Cavaliere di Silvio Donicala in sella Morgana. In pista Luca Sanna di Silvio Donicala. La terza Ammazia, ecco Jessica in pista, prende andatura, composta, veloce, Dopo non ha fatto e buono lo stile. solo due ne hanno preso a volte. Monta una cavallo di non è vero. Una cavalla di non è vero. Alessandro Boi, eccolo in pista. Eccolo che è partito, silenzio, osserviamo di scena. E la volta adesso Marco Espa, Camillo Curbe. C'è un inserimento, parte Simone Melis. Simone Melis, cavaliere di San Basilio, eccolo che arriva. Terza avversaria colpo di San Basilio. Un attimo, non fate partire Marco Espa. Un attimo che sia completamente libera la pista, perché Simone Melis ha fatto anche la discesa per consegnare Sarugia che ha inflissi onorevolmente. Può partire Marco, ecco che parte Marco Espa, giovane cavaliere. Marco Vespa. Che cavolo? In pista non c'è entrato. Stata per le galline rotte. Qui siamo pronti per le prossime discese. Abbiamo ancora 6 discese. C'è Camillo Corteggio di San Basilio in sella a Borottalco. Un attimo che vengono riforniti di spade. Cavalieri, i prossimi a partire abbiamo detto Camillo Cordello Borottalco, Camillo Cordello di San Basilio. La prima eliminazione tenuta di fare. Diamo comunque un applauso a tutti i cavalieri della sua presenza. E in sella un cavallo di nome Luna. Colpito ma non centrato, applauso a Ambrogio Conti di Monserrato. Velocissimo, via. Preso dai cavalieri. Buono livello della manifestazione, bravi i cavalieri. Autori di Sant'Andrea Filch in sella a Tosca. Toccata da non colpito.
Silvio Bengala sarà Piricocco. Maniconca. Dovrebbe essere una volta degli ultimi cavalieri. Eccolo in pista Simone Moretti di Silvio Bengala. Siamo al quinto bersaglio della giornata. Dicevo che c'è una giuria cavaliere, aspettiamo Marco Spissu di Sircus Donigala, presidente dell'associazione ippica sempre di Sircus. Targata DD829HV disturba per l'eventuale passaggio di mezzi di pronto intervento. Dovrebbe essere un non per Zaffina, un non per Agile. Allora c'è una prossima discesa. Scende un prossimo cavaliere, sappiamo che si chiama Marino. Era Marino là. In pista Pietro Carino. Ottima natura, la terza galera spiccata. Adesso è la volta della terza di Sueri. Ecco che scende Giunga, prende velocità. L'ultimo cavaliere, vediamo se ci confermano. Ecco la discesa di Ignazio Lecca di San Basilio in sella a Modesta. Un applauso anche per Ignazio. Abbiamo stato molto fortunati. Adesso, tempo permettendo, aspettiamo anche la possibilità di fare un'altra discesa tutti quanti. Però per spezzare un po' vediamo se è possibile con questo tempo fare un po' di carini. Sicuramente le donne di Sopra che sono tutti presenti in manifesto. Ricordiamo ma sponsor anche dei paesi vicini, e diversi stati della Brasile. Allora i cavalieri si preparano ad un'altra discesa. Volevo approfittare di questo momento per segnalare
delle associazioni della zona che sono presenti a questa manifestazione, dell'associazione ippica di San Basile San Giovanni Battista. Dobbiamo dire che questa è la prima manifestazione in tutto l'anno che viene fatta questa manifestazione. Dobbiamo anche ricordare l'associazione di ottima l'andatura, Alessandro originale di Sant'Elena. Bella in difesa, composta, purtroppo niente da fare per Matteo. I prossimi saranno Sanna Federica, cavalla di nome Pamela. Buona l'andatura. Un applauso per Federico. Nella volta adesso di Michel a cavallo di nome Moscar, partito, prende andatura. Un applauso per questo giovane cavaliere. Giovane cavaliere Espa che è partito. Eccolo in pista, buona l'andatura. In pista niente da fare anche per Stefano. Un applauso, buona l'andatura. Golden Griff è partito Giovanni Porru. Buona l'andatura, composta. Vediamo il risultato. Bravo la centrata, ma non ha preso la luce. E adesso la volta di Sella Castora, vediamo, ha saltato il suo turno precedentemente, ecco che prende l'andatura. La volta di occhi Sella Castora. L'andatura. Una volta adesso di Marco D'Angelo, giovane cavaliere. Adesso la volta di Alessio Bonni, finto, prende velocità, stiamo a vedere. Si prepara a scendere Matteo Marconi di Tortolì, in Sella Chioni, di Tortolì, in Sella Battaglia. Cavaliere proveniente da Tortolì e la seconda Puglia, ecco Paolo Espa di San Marino. Paolo Espa di San Marino ha portato Serena, non l'ha accettata, non ha conseguito l'obiettivo. Paolo Espa era insieme al cavallo della Castagna. Adesso è la volta di partito Giacomo Pisano di San Basilio. Colpita un applauso anche per questo giovane cavaliere Giacomo Pisano insieme alla Forza. Una volta
cavallo di nome Flash. È partito Antonio Stecchina di Arzara. Un applauso comunque per questo cavaliere. Colpita segata da te. Griff. Una andatura. Un grande applauso per la volta adesso di Mario Lodo di nome elegante, partito. Un applauso anche per questo cavaliere che viene da Arzara e ci onora della sua presenza. Monta una cavalla di nome Veronique, ecco che viene. Un applauso per il giovane cavaliere. Potete notare che ci sono cavalli Che su gai? è sceso, arriva Pietrangelo Boi con la sua mascotte. Colpisce
Ah, non lo so. Sta arrivando Pietro Alba di San Basilio. Ecco, è partito in questo momento Alessandro Lampes di Senorbì, Stella Ruben. Buona andatura, colpita la gramina ma non l'ha piazzata, bella vicenda. È pronto? Buona l'andatura, vediamo. Niente da fare anche per mano, buona l'andatura, bella la vicenda. A partire sono Andrea Allocci, Lecca Giuseppe, Enrico Alessandro e Matteo Cappari. Andrea Allocci, cavaliere di San Giovanni su Ergiu, vediamo partito con lo stocco, monta un cavallo di nome Marzio, bella veloce l'andatura, la volta di Giuseppe Lecca con il numero 5, buona l'andatura.